Allora, Banca Prepi San Biagio insieme a Prosecco Hills in un'esperienza che vuole vedere, ovviamente ci vuole vedere vicini a questo territorio, come è da nostra ispirazione, come è da nostra tradizione. Un territorio che sta crescendo in maniera importantissima, sta affrontando finalmente dopo la pandemia un percorso di grande crescita dal punto di vista turistico e segue quello che è un prodotto, quello del Prosecco, in continua e inesorabile crescita. Però è fondamentale, in questo senso interviene Banca Prepi San Biagio, che vi sia anche un arricchimento di tutto il territorio e un arricchimento di tipo sostenibile. Che poi non è un arricchimento semplicemente per portare ricchezza a alcuni, ma è una ricchezza del territorio che deve essere il più diffusa possibile. In questo senso quindi cerchiamo e siamo partecipi in questo progetto proprio per portare un sentiment di sostenibilità sociale, sostenibilità economica, ma sostenibilità anche ambientale. Per questo la nostra vicinanza e la vicinanza anche agli imprenditori, che è fondamentale, possano crescere con questa, diciamo così, anima che non soltanto li aiuta nei momenti anche in cui c'è un bisogno economico da un investimento da fare, ma li vuole anche accompagnare in questa crescita sociale che credo non debba essere lontana, anzi deve essere appaiata alla prima.